Dopo le curve e i tornanti di settimane e settimane di campagna elettorale, in altopiano siamo arrivati al rettilineo finale e la volata per la vittoria è partita per tagliare il traguardo da primi, anche al fotofinish. Asiago, Gallio, Roana, Foggia e Lusiana Conco, tutti al voto, tutti in cerca di eleggere, metaforicamente, la loro maglia rosa per guidare le rispettive amministrazioni nei prossimi 5 anni. Ad Asiago, Maurizio Rossetto con la lista Nuova Asiago sfida Roberto Rigoni Stern, sindaco uscente che corre ancora con Viva Asiago, lista profondamente rinnovata nei componenti, ma che punta sulla continuità. Sono tre a Gallio le compagini in corsa. La prima è quella del sindaco uscente Emanuele Munari, anche in questo caso con un mix di rinnovamento e continuità. Poi c'è la lista riconducibile all'attuale minoranza, Gallio Comunità Territorio, con Marinella Sambugaro candidata sindaco. La terza vede Gianna Marcolongo con la lista Gallio Domani. A Roana si ripresenta l'attuale prima cittadina Elisabetta Magnabosco con il gruppo parzialmente rinnovato 6 frazioni, un comune. A sfidarla Luigi Martello a capo della lista Uniti per Roana e l'Altopiano. A competere con Bruno Oro della lista Vivere Foggia c'è Melissa Alberti con Insieme per Foggia e l'Altopiano. Ecco infine l'eccezione. A Lusiana Conco si è presentata solo la lista di Antonella Corradin, una corsa solitaria nella quale l'avversario è il quorum necessario che deve superare la soglia del 40% per evitare il commissariamento del comune.